Tornata a casa. Ma la situazione fumo non è granché migliorata. Pepe, dobbiamo entrare perché c'è troppo odore di fumo. Pepe, vieni che ci intossichiamo. Pippo ancora fa nanna. Ciao Bibi, non hai voglia di alzarti? Io sono stanco, ho fatto tante cose, vero? Tantissime. Bubussu, anche stanchissimo Bubussu, sì. Andiamo a fare le cose di casa, dai. Zuppa per stasera in preparazione. Io intanto la cuocio un po', poi magari stasera finisco, non lo so, o la lascio qui. Zucca, patata, cavolfiore romano e cipolla, aglio e sedano. Ecco, e mentre la si prepara, c'è un odore di cipolla e aglio qua dentro impressionante. Questi due fanno nanna. No, non è vero. Uno si lava e uno pensa. Uso sempre questa spatola perché mi trovo molto bene, perché riesco a prendere bene la roba che rimane sui bordi, e allora uso sempre questa adesso. Sì. Comunque, buono. E adesso aspetto che cuocia. Nel frattempo mi si è tappato perfino il naso. Nel frattempo adesso vado di là e devo fare il letto ancora. Mi scoccia non aver aperto le finestre, ma direi che è meglio non farlo. Speriamo riescano a spegnerlo. Vabbè, quando vedrete il video sicuramente sarà finito, però insomma c'è preoccupazione perché è una cosa che non capita spesso. Poi mi è arrivato anche un pacchettino di Shein, un pacchettino così a caso. No, ho comprato altra roba alla fine. Ah, poi quando mancano 5 minuti alla fine della cottura della roba, quando vedo che la verdura inizia a essere morbida, insomma, ci aggiungo i fagioli. Anche se in realtà sono già morbidi quelli là, quindi proprio verso la fine della cottura devo metterli, perché sennò si fanno tutta pappetta. Beh, secondo me diventerà tutta pappetta alla fine, ora di stasera. Alfa! Dove vai, Alfietto? Ciao, Fietto! Dove vai? Ciao, Fietto! Oh, Calimero! Cacchi! Ciao! Eccomi qua, allora 25 oggi. Si riescono a tenere aperte le finestre, non sento odore, penso siano riusciti a domare un po' tutti gli incendi, quindi non ho letto informazioni oggi, ma oggi veramente non ho avuto tempo al lavoro. Oggi pomeriggio ho in programma di fare diverse cose. Alle tante cose che voglio fare oggi non so cosa riuscirò a combinare. Adesso però volevo fare una ricetta. Volevo fare il pranzo e il pollo in crosta di timo rosmarino con insalata cremosa di patate e bietole. Boh, il piatto è questo, è molto invitante a vederlo. Quando registro i video delle ricette ci impiego tantissimo tempo, almeno un'ora, almeno. Per questa volta la ricetta non la registro e vi faccio vedere il piatto finito dopo. Adesso mi metto subito all'opera. Eccomi qua. Allora, mi sono dimenticata di farvi vedere il piatto. Ho mangiato perché avevo troppa fame e alla fine mi sono dimenticata di farvi vedere com'era il piatto. Ho fatto la tinta, tra qualche lavaggio, 1 o 2 lavaggi non saranno più così belli. C'è di nuovo odore di fumo. Buon vado, ciao. Ecco, la situazione di adesso è questa. E sì, si vede che c'è ancora fumo. Meno di ieri però. Ciao gatto con gli Steve. Gatto con gli Steve. Ciao. Che sguardo assassino che ha lui. Non c'è Max. Alfa, Alfa, dove corri? C'è il mio gattino. Ciao Silvestro, il vagabondo. Ciao amico Silvestro.
È un micio saponetto. Ciao. Dimmi, ciao Simon. Guarda che c'è tuo fratello. Sì, è tuo fratello, sì. No, non siete d'accordo. Simon, Silvestro, Simon. Leonissa! La maionese. Cosa fa? Lasciala stare. Ciao, Holly. Andiamo, piccola Simon. Il Silvio dei Silvi Silvianosi. Silvano. Non so se rendo l'idea del fumo che c'è di fuori. Da sotto i lampioni si vede. Sotto questo no? No, perché sono troppo vicina. Ma sì, si vede benissimo il fumo. Perché da quello che so sembrava che si fossero spenti gli incendi, invece no. Sono quasi le 8 di sera. Io sono sempre in ritardo la sera. Pepe, cosa fai là? Mommy. Pepe. Pepe. Sì, oggi è tutto nuvolosissimo. Stamattina ha piovigginato. Adesso hanno previsto un po' di giornate brutte e addirittura hanno previsto neve per sabato. Sì, voi guarderete questo vlog molto in ritardo. Comunque per me oggi è il 30 marzo e sabato danno pioggia. Ecco Pepe. Cosa c'è? Sì, arrivo. È arrivata anche la fattura della manutenzione della caldaia. E via. Andiamo. Ho già visto che Dani può fare un'esplosione, ma sono certa che il dottor Mallard confermerà i nostri studi. Durante l'esercitazione parlava con Henry. Pipì. Mimi. Pipì. Bravo. Sulle piattaforme e non ho mai visto niente del genere. Qui ci sono sistemi di allarme, Fritz Dave. Hebner era l'unico, ma può aver Sì, esatto. Avete visto bene? 2 aprile. Nevica! Sì! Vabbè, adesso sto andando a casa. Ho finito di lavorare, chiuso tutto, mi sono pulita la macchina e adesso me ne vado a casa. Allora, sono mancata un po' qui, ma voi non ve ne siete accorti. No, però sono mancata un po' dai vlog. Sto un attimo. Ma sa da cocco? Cocco? Mettiamo un po' di questo. Ho rispolverato questo adesso in questo preciso momento e quasi quasi apro quello là al cocco. E baby powder. Ah, che buona. Buona anche questa. Se no c'è questa soft blanket che però e poi c'ho la vaniglia che adoro la vaniglia io, però quasi quasi metterei questa qui al cocco. Allora c'è un bel sole quest'oggi, vediamo se cade lì. No, dovrebbe stare. C'è un bel sole, mi sta bene sto colore però, bello bello bello. È la tuta di Shein, quella dell'anno scorso. Sto usando questa in sti giorni. Allora, ne metto non tantissima
che poi devo far da mangiare, non so neanche che cosa fare da mangiare. Gli incendi sono stati spenti, poi ha piovuto, nevicato, quindi di sicuro sono spenti. Non c'è la possibilità che siano ancora accesi, non direi, insomma. E è tornato il bel tempo, quindi wow. Ok, fatto. Quindi questa io me la accendo, me la metto qui, però mi serve una candelina. E la candelina è qua. Ieri sera ho iniziato una sfida, una challenge per gli addominali. Ieri sera dopo l'allenamento solito, che comunque varia da settimana a settimana il mio allenamento, non è mai sempre uguale, perché sennò il corpo si abitua e non si riesce a ottenere niente. Però a quanto pare il mio sono in stallo, sia col peso sia con il fisico. Non mi sembra ci siano miglioramenti. Mantengo le articolazioni un po' attive, ecco, possiamo dirlo. L'unica cosa è quella. Sono curiosa di vedere se riesco a mantenere questo impegno che mi sono presa. Beh, già il fatto di allenarmi ogni settimana è qualcosa. Però sono curiosa di vedere anche con questa challenge cosa riesco a fare. Ho fatto neanche tutte le serie, quello che sono riuscita a fare senza andare a forzare il corpo perché è controproducente, e quindi ho fatto quello che sono riuscita e devo ripetere ogni giorno devo ripeterlo per 2 settimane. E ho visto su YouTube tantissimi video del prima e del dopo aver fatto questa challenge, quindi no, io non posso non farlo, cioè visto che mi sono messa in gioco allenandomi ogni settimana, voglio provare a fare anche questa sfida. Spero dal prossimo vlog, e se non sarà il prossimo sarà quello dopo ancora, di farvi vedere una novità. Una novità in casa. Ho fatto degli... no, perché sennò voi andate a pensare a chissà che cosa. Ho fatto degli acquisti. Quindi vedrete. Comunque dai, una bella giornata, si sta molto bene fuori, l'arietta è fresca ma chiaramente c'è la neve fresca, quindi è giusto che sia così. E stamattina mi ha attraversato una lepre, stavo andando al lavoro e per fortuna me ne sono accorta, ma ha attraversato veramente veloce e niente, era da tanto che non mi capitava. Ma qua è una zona dove ci sono le lepri, anche qua su al villaggio ce ne sono tante, ce n'erano tante una volta, adesso ce ne sono di meno, ma insomma ce n'erano. Che buona è questa tarte al cocco, ma senti che buona! Domani avrò il dentista e spero nel prossimo vlog di raccontarvi qualcosa di nuovo. Per il momento mi fermo qua, vi ringrazio per essere stati qua con me a guardare questo video. Sui piedi andiamo, che buon profumo che fa questa tarte, perché è cocco, sì, ma è cocco, come si chiama? Cocco splash, una cosa del genere. È buonissima. Ah, c'ho il Minion. No, c'è il Minion. Ogni volta che passiamo lo accendiamo. Non siamo normali. No, va bene, vado perché cioè, viene tardi ogni giorno qua, quindi vado a fare da mangiare. Vieni qua, saluta tutti, ciao, ci vediamo al prossimo video, vero Pepe? Sì, sei bello, certo. Ci vediamo al prossimo video, andiamo a salutare Pipo, cioè, andiamo a vedere dov'è Pipo. Pipì, sei qua sotto. Ah, ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Che faccio?